E ben trovati al telegiornale del Veneto. 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca e dal regime fascista. Il 71esimo anniversario celebrato oggi in tutte le città e le piazze del Veneto. Festa insieme ricordo dei molti che vi persero la vita. A Venezia la ricorrenza coincide anche con la festa di San Marco, patrono della città. Allora partiamo da qui con Luca Colombo e Marco Madini. La Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, e il Vangelo di Marco si incrociano nella storia di Venezia. La liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista arriva il 25 aprile 1945, nel giorno del patrono. Il ghetto è l'approdo carico di significato simbolico della processione civica dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Tocca i luoghi dei martiri della libertà. Nella basilica sfolgorante spicca l'Evangelista, raccolse la testimonianza diretta di Pietro, dice il patriarca Francesco, e la fissò in una buona notizia accessibile a tutti. Fuori aiuti Aido e Croce Rossa con una rosa rossa, il bocolo, bocciolo macchiato del suo sangue che un cavaliere morente mandò alla sua bella. Le donne veneziane lo ricevono nel giorno del santo. Il sindaco Brugnaro legge un passaggio della lettera di un condannato a morte della Resistenza. Mi dispiace di morire, ma ho fatto del bene. Chi mi condanna si illude di fermare la storia. Il sindaco esorta ad essere tutti custodi della Costituzione, della libertà riconquistata nel rispetto delle regole. 71 anni dopo, non tutti ancora si ritrovano nei valori del 25 aprile. In campo del ghetto c'è Mario Isnenghi, storico. È chiaro che nel paese c'è molta amnesia e anche ancora persino, oltre che indifferenza, che è il peggior nemico, persino anche ostilità. Il metodo è che non c'è un popolo che non si riconosca in una sua storia, contrastata, complicata, chiaroscurata quanto si voglia. Bisogna fare memoria. Ecco, è quello che in molti ci proviamo a fare.